I signori che sono qui per questo momento per noi fondamentale. Fondamentale perché? Perché ritengo, da quando sono presidente responsabile dell'associazione di Sassari, dove il mio disegno principale era quello di ridare vita al pensiero di chi col buio deve trovare la luce e ritrovare la propria agibilità umana e la propria flessibilità dell'anima e della mente, è quella di poter rendere il connubio tra le persone che col buio ogni giorno si confrontano e tra chi, le persone che felicemente, dico sempre, mantenete a capo questo dono, col buio vivono soltanto quando vengono la luce o vanno a letto. Quindi noi abbiamo un dono prezioso che è quello di comprendere attraverso il suono, le voci e il tatto quello che voi comprendete attraverso la vista, e molte volte la vista permette sì di avere grandissime sensazioni, ma noi ne abbiamo altre e il mio desiderio è sempre stato quello di convivere tra queste due sensazioni in modo tale che la cultura si interscambi, usare il tatto attraverso le dita e leggere una paginetta del testo della carta del lupo. Prego Mariella. Che ne vediamo a conoscenza per nostro conto sia perdonato della suddetta pena e non sia punito, ma premiato e graziato per aver rivelato il detto reato.